All'istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo un familiare ammesso nelle strutture per un colloquio con un detenuto cerca di fare il corriere consegnando degli stupefacenti. La sostanza denominata crack è stata sequestrata dalla polizia penitenziaria, dagli addetti al controllo familiari coordinati dal dirigente aggiunto dottor Giuseppe Rizzo. Un attento e capillare servizio che viene svolto quotidianamente grazie all'alto livello di professionalità e attenzione della Polizia Penitenziaria di Palermo, che ha portato all'ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, evidenzia come sia reale, costante e serio il pericolo che si tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere. La Polizia Penitenziaria di Palermo porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che si diffonda lo spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l'alto numero di tossicodipendenti presenti tra i detenuti. Questo fa comprendere come l'attività di intelligence, di controllo e prevenzione dell'istituto penitenziario palermitano da parte del reparto sia fondamentale. In particolare, come vedete dalle immagini, è stato sequestrato un grammo di crack ritrovato dopo la perquisizione sul familiare del detenuto, che è stato posto in arresto, poi convalidato con la misura cautelare dei domiciliari.